Un massaggio olistico prima di entrare in sala operatoria. Il cancro più diffuso, quello al seno, si sconfigge anche con l'armonia. È un progetto sperimentato in questi mesi a Monastier per tranquillizzare in qualche modo le donne prima dell'intervento chirurgico. La sopravvivenza al tumore a 5 anni dalla diagnosi è aumentata del 10% secondo i dati del Registro Tumori del Veneto e nell'arco di 16 anni la sopravvivenza delle pazienti è passata dal 79 all'89%. Un dato che fa capire quanto sia importante la diagnosi precoce, ma poi, quando è il momento di agire chirurgicamente, anche una coccola aiuta. È un progetto che si chiama Progetto Armonia, un progetto che prevede il massaggio olistico preoperatorio prima che la persona con tumore alla mammella entri in sala operatoria. Tutto questo per tranquillizzare e per rendere più sereno questo percorso prima dell'accesso in sala operatoria. La sperimentazione è stata fatta sulle donne tra i 31 e i 65 anni affette da carcinoma mammario. Nel corso del 2015 si stima che nella sola provincia di Treviso siano stati diagnosticati 730 nuovi casi di tumore al seno. Nella regione ha la probabilità di ammalarsi una donna su 9. Dati che fanno riflettere sull'importanza della diagnosi precoce e non solo nelle donne. Noi lanciamo questo messaggio in occasione della settimana nazionale della prevenzione che si apre proprio il 18, quindi il 18 marzo, sabato prossimo, per fare di questa settimana un momento di attenzione a quelli che sono gli stili di vita salutari.